Come nasce una scarpa di lusso, la lavorazione che sta alla base e l'arte dei maestri calzaturieri veneziani. È quello che ha potuto scoprire una delegazione internazionale composta dall'influencer e presentatore italo-coreano Alberto Mondi e dalle giornaliste francofone Elisabeth Bertrand e Marie-Astrid Roy in visita al Politecnico Calzaturiero di Vigonza, scuola e centro di ricerca per l'innovazione e la qualità di calzature e pelletteria. Un'esperienza di marketing volta a promuovere l'internazionalizzazione delle aziende veneziane di cui Venice Promex è esecutore. Vogliamo trasmettere in giro per il mondo non solo la capacità imprenditoriale del nostro paese, di questo distretto, ma anche la qualità di quello che noi esportiamo, che è un pezzo della nostra storia, un pezzo della nostra cultura, ed è quello che in qualche maniera esalta il made in. Cioè, noi siamo questo, siamo la bellezza e siamo la storia, siamo la cultura della scarpa. Si vuole trasmettere oltre che il prodotto, oltre che la storia, anche un territorio, perché è evidente che i prodotti e in modo particolare quelli che hanno una tradizione e una storia in qualche modo racchiudono anche il loro territorio. Gli influencer esperti di comunicazione digitale trasmetteranno così il valore di questo prodotto, la qualità delle maestranze e la bellezza di tutto un territorio. La Riviera del Brenta ormai è diventata il bacino di utenza di grandi maison, ma anche di molte aziende italiane specializzate nei prodotti di fascia alta, quindi è un grande privilegio per noi poter comunicare appunto che riteniamo i migliori al mondo per la produzione di calzature da donna di lusso. E quindi questi incontri specifici con le influencer dall'altra parte del mondo aiuta appunto a diffondere quello che è il messaggio nostro di cultura del prodotto, di cui andiamo molto orgogliosi. Grande emozione per Alberto Mondi, star della TV coreana ma dalle origini venete, di Milano. Sicuramente voglio raccontare la passione che c'è qui, il fatto che comunque non si vende un prodotto, non si crea un oggetto, ma si vende cultura, si vende storia, si vende appunto artigianato, passione, una storia che ha più di 600 anni qui in questo distretto. Quindi il coreano sa già che il prodotto made in Italy è di ottima fattura, ma voglio raccontare il perché lo è. Questo è quello che porterò. Provo grandissimo rispetto e grandissima ammirazione per chi fa questo lavoro, soprattutto nel 2024 non è facile magari dedicarsi a una cosa che richiede tanto studio, richiede manualità, richiede pazienza. La visita della delegazione è proseguita al Museo della Calzatura di Villa Foscarini a Stra, in un'azienda produttrice, completando poi il tour a Venezia.